Libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Liber. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Alle 14 irrompe il popolo su RPL. Alle 14 la voce del popolo si fa sentire. Potere al popolo. E non sto neanche a dirvi chi è il conduttore. Sammy Varin lo conoscono di qua e di là dell'oceano, di qua e di là del Po, di qua e di là del Tanaro, di qua e di là delle Alpi, dal Manzanarre al Reno. Quindi alle ore 14 avrete modo di sentire tutto ciò che si agita nei territori, sui luoghi dove il popolo vive, con Sammy Varin. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... Maria, toccatemi Iacco, volevo sapere a che ora... La specialità della casa. Gli ascoltatori in prima linea. Senza filtri né censura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bindenberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata. Va ora in onda Filo Diretto. E bentornati in diretta sulle frequenze di RPL, la voce della libertà, con Lucio Brignoli per la consueta rubrica settimanale di approfondimento delle notizie dal mondo di politica estera e della rassegna stampa internazionale. Oggi faremo una veloce carrellata di tante cose senza un argomento specifico, nel tentativo anche di rendere un pochino più light, più leggera questo nostro appuntamento. Spero che apprezzerete questo tentativo di rendere un po' meno lunga la lettura, ma come di consueto iniziamo questo spazio con il collegamento con il nostro ospite, l'onorevole Paolo Formentini, membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, dopo il jingle. Qui Parlamento. Ed eccoci qua, qui Parlamento con Paolo Formentini. Benvenuto Paolo. Grazie Lucio. Come andiamo a Roma? Abbiamo appena finito un'audizione in Commissione Esteri proprio sulla Libia e niente, siamo operativi. Come sempre. Settimana prossima territorio o avete... Territorio e campagna elettorale? Doverosamente sul territorio e campagna elettorale. E sabato? Sabato tutti a Milano. Bravo, vedo che sei preparato. Allora Paolo, su quali argomenti vuoi aggiornarci in questo nostro appuntamento? Sì, magari partiamo proprio da quest'ultima audizione del professor Varvelli dell'ISPI sulla Libia, in cui ancora una volta si è sottolineato da parte nostra, dalla Lega, con un intervento pieno appoggio al legittimo governo di unità nazionale di Sarraj, governo, lo ricordiamo, riconosciuto dalle Nazioni Unite e ovviamente appoggio totale all'azione dell'inviato dell'ONU Ghassan Salamé. Questa è la nostra posizione, la posizione della Lega, che più volte ha ribadito anche Matteo Salvini. Ecco, però senza dimenticare che si deve dialogare con tutti gli attori coinvolti per arrivare a una soluzione duratura, a una stabilizzazione del paese che è necessaria anche per noi, non solo per il dramma che vive il popolo libico, ma anche per noi, perché come ben sappiamo proprio dalla Libia sono partiti negli anni passati imponenti flussi migratori. In più c'è un rischio più volte denunciato anche di espansioni del contagio terroristico. E quindi Paolo, su questo tema della Libia e della guerra civile che è in corso in Libia, il presidente al-Sarraj è stato recentemente a Roma, in Italia, ha incontrato anche il presidente del Consiglio. La situazione come sta evolvendo sul territorio? Con dei comunicati, noi deputati della Commissione Esteri, in occasione dell'attacco a Tripoli da parte del generale Haftar,
lo abbiamo definito un colpo di Stato, mentre nella narrazione del generale stesso è una lotta al terrorismo. Così secondo noi non è. E ovviamente qui c'è la necessità, senza nascondersi dietro un dito, di far sì che gli attori stranieri che operano sul territorio libico riescano tra loro a dialogare, e un ruolo importantissimo a questo proposito lo dovrà svolgere certamente l'Italia, ma anche la Francia che, lo ricordiamo, ha recentemente, con dichiarazioni del ministro degli esteri Le Drian, cambiato il proprio approccio sulla Libia, dal dire Haftar è la soluzione al dire Haftar non è la soluzione ma è parte della soluzione. Probabilmente questo cambiamento è stato originato proprio dall'attacco a Tripoli, attacco che, dice il ministro degli esteri francese, non era stato concordato, fra virgolette. Lo stesso impasse si è venuto a verificare anche nei rapporti tra generale e l'Egitto, proprio per queste motivazioni, e quindi c'è un'evoluzione. Si sottolineava nell'audizione che abbiamo appena seguito, tenuto in Commissione Esteri, che però gli attori non sono solo due sul territorio libico, non sono solo il generale Haftar, non sono solo il premier Sarraj, ma ci sono le tribù a sud, c'è Misurata, e quindi ecco, bisogna davvero agire, perché quel dialogo nazionale che era iniziato, si prospettava una conferenza per addirittura portare il paese ad elezioni, ecco, poi tutto precipitato per questa azione militare, e adesso bisogna ripartire necessariamente. La vostra agenda come Commissione Esteri è molto fitta in questo periodo. Oltre al tema del Mediterraneo, del fronte sud della NATO, recentemente avete incontrato anche il ministro degli esteri brasiliano. Sì, questo è stato un incontro proprio Lega, un grande onore da parte del governo brasiliano fatto al nostro movimento. Proprio la sera prima che Matteo Salvini incontrasse il ministro degli esteri, abbiamo avuto un incontro con alcuni deputati della Commissione Esteri presso l'ambasciata brasiliana, un incontro molto cordiale nel quale si è ribadito da ambo le parti il fatto che sia essenziale il dialogo tra i governi di Brasile con Bolsonaro, degli Stati Uniti con Trump, e ovviamente anche il ruolo di Israele caro a entrambi con Netanyahu. Dialogo che poi deve oggettivamente contemplare anche la ricerca di un tentativo di apertura di una nuova fase anche con la Russia. E quindi un incontro positivo con appunto il Brasile, il governo brasiliano, con cui c'è piena sintonia anche politica. Assolutamente sì, perché ricordiamolo che anche in questa sede uno degli eletti all'estero del nostro movimento, della Lega, l'onorevole Luis San Martino di Lorenzato, è brasiliano e proprio lui è stato il tramite per questo incontro. E oltre a questi argomenti so che vi siete occupati anche di Brexit, che è un altro tema caldo e di attualità della politica internazionale. Sì, con l'onorevole Centemere e con l'onorevole Vigna abbiamo presentato un ordine del giorno in occasione della discussione in aula appunto del decreto Brexit, chiedendo un'attenzione particolare in caso di hard Brexit da parte del governo per le imprese italiane che si trovano in questo paese e che in caso di hard Brexit potrebbero dover rientrare, quindi delle agevolazioni. Ordine del giorno, lo ricordiamo, l'ordine del giorno è un orientamento, è un invito al governo, non è vincolante quanto una mozione, una risoluzione, è però comunque un sollevare il problema, e noi deputati della Lega lo abbiamo fatto anche in questa occasione e il governo ha accolto questo nostro suggerimento.
Perfetto Paolo, quindi abbiamo fatto una discreta carrellata del mondo, delle relazioni col mondo, del nostro paese, del nostro governo, delle nostre istituzioni. Dicevamo, sabato c'è l'appuntamento con Matteo Salvini in Piazza Duomo per la grande manifestazione, prima l'Italia, nel pomeriggio appunto in Piazza Duomo. Dovrebbe essere il palcoscenico da cui lanciare le alleanze europee per le prossime elezioni che si terranno, inutile ricordarlo, forse il 26 di maggio prossimo. Una compagine appunto continentale che vede una presenza nutrita. Rispetto a questo vuoi darci qualche informazione in più su quali sono i livelli delle interlocuzioni e le presenze attese sabato sul palco? Ci saranno presenze di tutti i movimenti, i partiti alleati della Lega in Europa, quei partiti che oggi vedono in Matteo Salvini, forse noi non ne siamo pienamente consapevoli in Italia, ma in tutta Europa oggi si guarda Matteo Salvini come il leader di quella coalizione che per la prima volta potrebbe portare, anzi porterà, ne siamo certi, in Europa una ventata di cambiamento, quel cambiamento necessario perché noi lo diciamo come slogan, l'Europa non deve essere più quella dei burocrati e delle banche, ma deve tornare ad essere l'Europa dei popoli, ma non è uno slogan, è quanto di più profondo ci sia delle nostre convinzioni. Noi davvero ci crediamo, è sempre stata una battaglia della Lega, di riportare i territori, i popoli in quell'Europa che oggi è così fredda, così asettica e così lontana da essi. Ecco, quindi un leader nazionale, Matteo Salvini, anche un leader europeo, un leader continentale e una campagna elettorale che si svolge anche sul territorio. Vorrei approfittarne, visto che tu, oltre ai tuoi impegni romani e parlamentari, sei anche un uomo di territorio, sei stato segretario della Lega Bresciana per tanti anni, ci sono molti appuntamenti elettorali sul territorio, so che tu sei impegnato in prima persona perché ti seguo su Facebook e vedo la raffica di gazebi e di manifestazioni che visiti tutti i giorni che non sei appunto a Montecitorio. Com'è la campagna elettorale sul territorio? Qual è il polso, il contatto diretto con la gente? Quali sono gli appuntamenti principali del tuo territorio? Quindi parliamo di Brescia. Sì, grazie Lucio. In effetti io tutti i prossimi giorni, da mattina a sera, sarò impegnato nella campagna elettorale, che è la campagna della vita per la Lega, perché dopo aver conquistato il governo di Roma si avvia ad avere un peso determinante in quello europeo. Ecco, quindi non solo io, ma tutti i deputati della Lega daranno il massimo perché sono consapevoli della posta in gioco. Al mattino saranno gazebo, qualche pomeriggio e poi tutte le sere presentazioni di liste e incontri pubblici, perché in contemporanea ci sono anche le amministrative e quindi davvero daremo il massimo. E che comuni dobbiamo tenere d'occhio per i risultati sulla provincia di Brescia? Vorrei dire tutti, però quelli più importanti. Lavoreremo perché siano il maggior numero possibile. Quelli più importanti sono senz'altro quelli in cui recentemente è stato il nostro segretario federale, proprio lunedì, e sono Lumezzane e Montichiari, che sono tra l'altro il secondo e il terzo comune, cioè dopo la città sono il terzo e quarto comune della provincia di Brescia. Bene Paolo, io ti ringrazio e ti auguro anche in bocca al lupo a te, e colgo l'occasione a tutti i militanti bresciani per la campagna elettorale che ancora li attende, gli ultimi 10 giorni di campagna. Facciamo ancora un appello a partecipare a Milano, perché non dobbiamo lasciare solo Matteo Salvini, non dobbiamo dimenticarci del ruolo della militanza di tutti coloro che credono nella Lega, e dobbiamo partecipare, perché stare a casa non è sufficiente. Stare a casa e votare è già qualcosa, ma noi dobbiamo partecipare, esserci e scrivere la storia tutti insieme. E se nei prossimi giorni vi diranno che sabato potrebbe piovere a Milano, non è assolutamente vero. Noi abbiamo previsioni meteo riservate che ci garantiscono il bel tempo per tutto il sabato pomeriggio. Paolo, io ti ringrazio per il tempo che anche questa settimana ci hai dedicato. Ci sentiremo sicuramente settimana prossima. Buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie.
Qui Parlamento. E quindi torniamo appunto alla lettura, come anticipato, delle notizie dal mondo, come facciamo di consueto in questa rubrica. Oggi abbiamo cercato di non concentrarci su pochi temi, ma di spaziare su tanti argomenti. Cominciamo dagli Stati Uniti. Zuckerberg, l'amministratore delegato di Facebook, dice che spacchettare Facebook non aiuterà. Con l'aria di uno che è stato tradito, l'amministratore delegato di Facebook ha risposto al suo cofondatore Chris Hughes e al suo editoriale sul New York Times, con cui ha chiesto ai legislatori americani di spacchettare Facebook, Instagram e WhatsApp. Quando ho letto quello che ha scritto, la mia principale reazione è stata pensare che quello che stava proponendo non avrebbe aiutato a risolvere il problema. Se ti preoccupi di elezioni e democrazia, allora dovresti volere una società in grado di investire miliardi di dollari ogni anno come noi per costruire strumenti avanzati che contrastino le interferenze elettorali. Lo ha detto Mark Zuckerberg alla France Press durante un incontro con il presidente Emmanuel Macron. Secondo Zuckerberg, le applicazioni del gruppo Facebook avrebbero meno economie di scala negli investimenti in sicurezza come l'intelligenza artificiale per sopprimere i contenuti ritenuti lesivi. Hughes invece rivendica che il potere di Zuckerberg non ha precedenti nella storia americana ed è non americano, con una posizione dominante che impedisce la competizione. Un tema, aggiungo io, sicuramente rilevante. Di questi giorni la notizia che Facebook avrebbe chiuso tutta una serie di profili ritenuti propalatori di fake news sul proprio social. In America si discute già di questo monopolio privato dell'informazione e della comunicazione tra i cittadini e dell'effetto che questo può avere sulla libertà di opinione e di manifestazione delle idee. Da noi ancora non si discute di questo, anzi i media tradizionali inneggiano alla censura operata da una società privata che sta nella Silicon Valley e decide quali sono i contenuti buoni e non buoni da sottoporre alla lettura dei cittadini italiani, un po' come l'indice dell'Inquisizione. Andiamo avanti e torniamo in Europa, però partendo dagli Stati Uniti. Donald Trump elogia Viktor Orbán, ha tenuto il suo paese al sicuro. Il presidente americano Donald Trump ha elogiato il premier ungherese Viktor Orbán per aver tenuto il suo paese al sicuro. Da parte sua, il leader nazionalista di Budapest, ringraziando per l'invito alla Casa Bianca, ha sottolineato l'impegno a rafforzare l'alleanza strategica tra i due paesi. Siamo con gli Stati Uniti nella lotta contro l'immigrazione illegale e il terrorismo, ha aggiunto. È il primo incontro di questo tipo tra i due paesi, dopo quasi 20 anni di gelo. Secondo i consiglieri di Trump, l'obiettivo sarebbe quello di concordare una strategia comune con i paesi dell'Europa centrale per controllare l'influenza di Cina e Russia nella regione. Ma l'incontro ha generato anche qualche perplessità negli Stati Uniti perché segna una rottura con i predecessori di The Donald. Sia George Bush Jr. che Barack Obama avevano manifestato freddezza nei confronti di un politico che si era distinto per limitare l'indipendenza dei media e adottare una linea dura contro l'immigrazione. L'ultima visita di Orbán da primo ministro era stata nel 2001, ma Bush si era rifiutato di incontrarlo, lasciando il compito al suo vice Dick Cheney. La prese di posizione contro gli stranieri avevano allargato la distanza, ma ora qualcosa è cambiato. Orbán è stato il primo leader straniero ad appoggiare Trump nella corsa alla Casa Bianca e poi negli ultimi 2 anni lo staff ha lavorato per organizzare l'incontro ufficiale. Un gruppo bipartisan di senatori ha scritto a Trump per esprimere preoccupazione riguardo il declino della democrazia in Ungheria e le implicazioni sul ruolo degli Stati Uniti nell'Europa centrale.
Lo staff del presidente ha risposto che Trump discuterà solo di vendita di armi e di fonti energetiche, senza toccare i punti che hanno reso Orbán l'uomo forte del nazionalismo ungherese, come la creazione di un muro per tenere lontani gli immigrati. Politica, peraltro, che suona veramente molto simile a quella di Trump. Quindi non riesco a immaginare che ci possa essere freddezza tra i due. Restiamo in Ungheria e restiamo su Viktor Orbán e leggiamo uno stralcio da un'intervista al presidente ungherese Orbán. Come un militante libertario si è scoperto ultranazionalista. La prima volta che ci incontrammo 30 anni fa, appena dopo la caduta del muro di Berlino, in una riunione di dissidenti tenutasi all'ambasciata francese a Budapest, il presidente Mitterrand mi aveva chiesto di preparare una relazione su come la Francia potesse contribuire alla ricostruzione dei paesi dell'Europa centrale che avevano appena abbandonato il gioco comunista. A quei tempi Viktor Orbán era una delle figure più brillanti nell'opposizione vittoriosa all'ordine sovietico. Era il giovane autore di una tesi di laurea su Solidarnosc che aveva scritto frequentando Oxford con una borsa di studio pagata da Soros. Era diventato famoso dopo un discorso tenuto nella Piazza degli Eroi a Budapest per onorare Imre Nagy, il martire della rivolta ungherese del 1956. Perché ha spostato il suo ufficio in questo monastero, un luogo così austero? Domanda il giornalista presidente Orbán. Perché i vecchi uffici erano nel palazzo del Parlamento, in fondo alla collina sull'altra sponda del Danubio, e non era una buona idea per la separazione dei poteri. Ma lei, domanda il giornalista, è diventato il leader in Europa di un movimento illiberale che si avvicina alla dittatura. Viktor Orbán risponde: la fermo, dobbiamo metterci d'accordo sui termini. Cos'è la realtà? Il liberalismo ha partorito il politically correct, che a sua volta è una forma di totalitarismo, l'opposto della democrazia. Per questo credo che l'illiberalismo riporti la vera libertà, la vera democrazia. Ma se lei non si dichiara il leader del sovranismo in Europa e non riconosce questo ruolo neanche alla Le Pen, chi è il leader del sovranismo in Europa? Matteo Salvini, risponde Orbán, lui guida un grande paese. L'Europa può colpire un piccolo paese come l'Ungheria, ma non può farlo con l'Italia, con 60 milioni di cittadini. Inoltre l'Italia ha una voce forte e contrasta con fermezza i migranti sul confine. E questa era l'intervista a Viktor Orbán, presidente ungherese. Ci spostiamo velocemente in Francia dopo la pubblicità, perché vedo Giulio che si sbraccia e quindi credo che sia arrivato il momento della pubblicità. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi-dob.
musicale che mi ha permesso di tirare il fiato ed evitare di tossire in diretta, cosa che non credo, care amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, vi avrebbe fatto particolarmente piacere. E quindi torniamo alla lettura delle notizie del mondo. L'europeista Macron ha perso il contatto con i francesi. Per Macron è un'impresa impossibile. Recuperare quel 32% di consensi che nel primo turno delle legislative del 2017 aveva permesso al suo partito di conquistare una maggioranza stabile all'Assemblea nazionale non è verosimile per queste elezioni europee. La Repubblica En Marche, il partito di Macron, nei sondaggi non riesce ad allontanarsi da un 22-23% ed è tallonato in alcuni sondaggi anche superato dal Rassemblement National della Le Pen, della Marine Le Pen. Quindi questa è la situazione in Francia alla vigilia delle elezioni europee. E andiamo avanti, parliamo di migrazioni, di immigrazione e di questo fenomeno e di quali siano i numeri statistici di questo fenomeno. Alcuni dati oggettivamente interessanti. Solo l'1% degli africani sbarcati in Italia viene da paesi con reddito pro capite sotto i $1.000 all'anno. Sembra un paradosso, ma non sono i più poveri della terra a rischiare la vita sui barconi. Si escludono i paesi afflitti dalle guerre, i 100 milioni di migranti che nel mondo si sono spostati negli ultimi 25 anni provengono dalla classe media. Le persone emigrano dai paesi dove il reddito consente di affrontare le spese di viaggio, ma per un'ovvietà lo aggiungo io, però nella narrazione questo non viene abbastanza sottolineato. Continuiamo nella lettura. La maggiore preoccupazione dell'Europa si concentra sull'Africa. I dati elaborati dall'ISPI per la data room del Corriere della Sera mostrano un quadro molto chiaro. Negli ultimi 6 anni, su 1.085.000 immigrati africani sbarcati in Europa, il 60% proviene da paesi con un reddito pro capite tra $1.000 e $4.000 all'anno, considerato medio-basso dalla Banca Mondiale per il continente africano. Il 29% da paesi con un reddito pro capite tra i $4.000 e i $12.000, ossia, sempre per la Banca Mondiale, considerato medio-alto. Il 7% da paesi dove c'è un reddito alto, sopra i $12.000, e solo il 5% dai paesi poverissimi sotto i $1.000. In Italia questa percentuale scende addirittura all'1%, infatti nello stesso periodo su 311.000 arrivi di immigrati africani il 65% proviene da paesi con reddito medio-basso, il 33% da paesi con reddito medio alto. Secondo il Center for Global Development di Washington, che ha analizzato migliaia di censimenti nazionali nel corso degli ultimi 50 anni, la grande migrazione è un effetto collaterale della globalizzazione che ha determinato a livello mondiale il crollo della povertà assoluta. Il primo indicatore di questo fenomeno sono le esportazioni. Nel 1990 dall'Africa erano $127 miliardi, oggi saliti nel 2017 a $539 miliardi di esportazione. Il reddito medio dei paesi di partenza è passato da $3.300 all'anno a $4.700 e il numero di africani in Europa da 4,5 milioni del 1990 a 9,2 milioni del 2017. Oggi il 75% degli abitanti dell'Africa ha un cellulare e il 20% un collegamento a internet. Il viaggio verso l'Italia può costare fino a $6.000. Il 53% di chi sbarca ha un lavoro nel proprio paese di origine e solo il 32% è disoccupato, il 15% è studente. Un po' di numeri che aiutano a inquadrare questo fenomeno. Parlando di immigrazione, di politiche demografiche, torniamo in Ungheria per leggere un interessante articolo sulle madri sovrane nell'Ungheria di Orbán. Lei, 38 anni, operaia, può restare in maternità finché il figlio più piccolo avrà 8 anni, con uno stipendio fisso di 25.000 fiorini, circa €80. Lui, 36 anni, trasporta rifiuti pericolosi in un'azienda a 40 km da casa per 330.000 fiorini al mese e nel tempo libero arrotonda facendo l'imbianchino.
la famiglia Nagy, è entrata nel programma di punta del governo nazionalista di Viktor Orbán per sostenere le nascite contro il tracollo demografico. La seconda fase, annunciata a gennaio, estende la legislazione in vigore dal 2015. Ogni donna sotto i 40 anni che decide di sposarsi ha diritto a un mutuo agevolato, come pure i nuclei con almeno 2 figli. Le madri con almeno 4 figli non pagheranno tasse per il resto della loro vita. Dai 3 figli in su arriva l'assegno per un'auto a 7 posti, previsti un contributo anche per i nonni che badano ai nipoti e la creazione di 21.000 asili nido nel paese. Il filosofo tedesco Herder nel Settecento predisse che la lingua e la nazione magiara, cioè ungherese, sarebbero stati assimilati dai vicini popoli slavi fino a scomparire. Questo non è avvenuto e probabilmente con le politiche del governo ungherese non succederà anche nei prossimi decenni. Ci spostiamo in Africa. Jihadisti in chiesa, uccisi il prete e 5 fedeli. Una ventina di terroristi islamici hanno attaccato la chiesa cattolica di Dablò, nel nord del Burkina Faso, sparando sui fedeli riuniti per la messa. Intorno alle 9 i terroristi sono entrati in chiesa e hanno cominciato a sparare. La gente cercava di fuggire, ma sono riusciti a fermare alcuni fedeli e ne hanno uccisi 5. Anche il prete che celebrava la messa è stato ammazzato. Poi hanno dato fuoco alla chiesa, ai negozi e a un ristorante, prima di andare al centro medico e dare fuoco all'auto dell'infermiere. L'azione dei jihadisti arriva 2 giorni dopo l'operazione delle forze speciali francesi intervenute per liberare 4 turisti rapiti nel Benin e trasferiti poi in Burkina Faso. Nel corso del raid notturno 2 soldati di Parigi sono rimasti uccisi. Sempre nella stessa zona, a fine marzo, 6 persone erano morte nell'attentato a una chiesa protestante. Quindi una dinamica simile a quella dello Sri Lanka che purtroppo si ripete sempre con maggiore frequenza. Una dimostrazione che, caduto il califfato islamico di Siria, della Siria e dell'Iraq, il problema dell'estremismo islamico resta di attualità in tutto il mondo, a cominciare dai paesi in cui proprio vivono i musulmani, per arrivare a Oriente come a Occidente. Torniamo in Europa per parlare ancora delle prossime elezioni europee. Come sapete, il Regno Unito non è riuscito a trovare una sintesi politica nel proprio Parlamento sull'accordo con l'Unione Europea per l'uscita appunto dall'Unione, come sancito dal referendum nel 2016, e quindi i cittadini della corona britannica saranno chiamati il prossimo 23 maggio a votare per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento europeo. E qui leggiamo appunto l'articolo che ci parla del boom del Brexit Party. L'ultimo sondaggio di Opinium sul voto europeo nel Regno Unito, il Brexit Party, lanciato da Nigel Farage solo un mese fa, è il primo assoluto. Il distacco del secondo partito, il Labour di Jeremy Corbyn, è abissale, 13 punti. Il secondo dato politico enorme è quello del Partito Conservatore, che oscilla tra il terzo e addirittura il quarto posto, a 11 punti. Il UKIP viene... Scusate, qui c'è un errore nell'articolo, chiedo scusa. Questi numeri, i numeri di questo sondaggio che vi rileggo, se riesco ad aprirlo, scusate, no, non riesco ad aprirlo, questo è proprio il bello della diretta, vabbè, è andata così. Sono numeri questi che potrebbero accelerare il cambio di leadership tra i Tories, un altro macigno sul cammino impervio di Theresa May nel negoziato con Bruxelles per l'uscita dall'Unione Europea. Il dato principale è che l'isola d'Inghilterra non è solo profondamente euroscettica, ma senza alternativa. Se questi numeri saranno confermati, la Brexit diventa ineludibile. Altro che parlare di un secondo referendum. Questi sono i sondaggi. Stavo cercando di aprire il sondaggio, ma purtroppo faccio un po' fatica ad aprirlo, e quindi volevo darvi dei dati più precisi, ma non mi riesce. La prossima volta mi organizzo
meglio. Ci spostiamo nel Medio Oriente, alta tensione nel Golfo, sabotaggi alle petroliere. 2 petroliere saudite sono state sabotate al largo degli Emirati Arabi Uniti, lo ha annunciato il ministro saudita dell'energia. 2 petroliere saudite sono state sabotate nella zona economica esclusiva degli Emirati Arabi Uniti, al largo delle coste dell'Emirato, mentre stavano per entrare nel Golfo d'Arabia, scrive l'agenzia di stampa saudita, citando il ministro. Ieri 4 navi mercantili hanno subito degli attacchi. Sulle petroliere non ci sono stati feriti o perdite, ma gli attacchi, secondo il ministro, hanno causato danni considerevoli alle strutture delle 2 navi. È una zona che diventa pericolosa, e anche l'Iran, che pure si affaccia sullo stretto di Hormuz, dall'altra parte di quel braccio di mare, a sua volta parla di allarmanti atti di sabotaggio e chiede un'inchiesta sulla vicenda. È successo, ma non è stato nessuno, a quanto pare. Ci spostiamo nell'estremo oriente, in Cina, per parlare della guerra dei dazi tra l'America e la Cina. Guerra dei dazi, l'arma di Xi Jinping è la fuga dai bond americani. A differenza del passato, la vera partita tra Washington e Pechino non riguarda solo le tasse sul commercio, più della soia, delle auto, dei computer, e il ruolo della Cina nel finanziamento del deficit americano ad essere entrato prepotentemente in gioco. Un'analisi del Sole 24 Ore dei dati sulla consistenza del portafoglio di T-bond americani in mano cinese conferma infatti non solo il ruolo giocato da Pechino nel fallimento tecnico di 2 aste di titoli di Stato la settimana scorsa, ma l'esistenza di una manovra ben più vasta e insidiosa sul debito degli Stati Uniti. Nella settimana appena conclusa, il conto di tesoreria dei governi stranieri presso la Federal Reserve americana è sceso inaspettatamente di 670 milioni di dollari a 3,06 miliardi, provocando più di un nervosismo alla leadership americana. Su quel conto la parte del leone la fa la Cina, primo creditore degli Stati Uniti e primo finanziatore della politica di deficit spending di Donald Trump. Più la Casa Bianca alza la posta nello scontro commerciale valutario con Pechino, più il governo cinese toglie il denaro dal banco, senza proclami e senza, o quasi, che nessuno se ne accorga. Per rendersene conto basta prendere le tabelle del Tesoro americano sulla ridistribuzione del debito americano per paese straniero. In 12 mesi, dal febbraio 2018 al febbraio 2019, la Cina ha ridotto da 1.176 miliardi a 1.130 miliardi di dollari il portafoglio complessivo di T-bond americani, con una progressione a dir poco impressionante. Restiamo dall'altra parte dell'Atlantico. In Sud America, 2 deputati di Caracas nell'ambasciata italiana. Con un secondo parlamentare che chiede aiuto per non finire in galera, l'Italia si ritrova ormai in prima fila nel dramma venezuelano. L'arrivo giovedì sera di Americo De Grazia, e di origini italiane, si va ad aggiungere a quello della deputata Mariella Magallanes del giorno prima, e mette a dura prova la nostra diplomazia. La Farnesina ne ha dato notizia con uno scarno comunicato. Ai 2 parlamentari viene richiesto di non comunicare all'esterno, anche se un tweet del deputato De Grazia è stato accolto con un certo disappunto dalla diplomazia italiana. Le ragioni della cautela sono figlie dell'unicità della posizione italiana sulle recenti vicende venezuelane. Il nostro governo condanna il regime di Maduro, chiede elezioni libere e la fine della persecuzione degli avversari politici, ma non ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente legittimo, come hanno fatto i principali alleati dell'Occidente. È stata la soluzione trovata per accontentare l'ala pro Maduro all'interno del Movimento 5 Stelle. Basti pensare che 2 senatori grillini, Alberto Airola e Gianluca Ferrara, hanno addirittura preso le distanze dall'aiuto fornito alla Magallanes, la quale ha sostenuto, dicono, una cospirazione sovversiva contro il governo Maduro. E qui la sentiamo un po' la follia. Torniamo in Europa dal Sud America e andiamo nella vicina Austria. L'Austria diminuisce fortemente le tasse. Riduzione delle tasse, l'Austria fa sul serio. Il giovane cancelliere austriaco Sebastian Kurz, 32 anni, il leader del Partito Popolare Austriaco, ha annunciato che taglierà le tasse alle famiglie per 6,5 miliardi di euro a partire dall'anno prossimo.
Kurz è fiero del fatto che ridurrà le imposte in maniera più consistente rispetto ai 5 miliardi di euro promessi dal presidente francese Emmanuel Macron. Il paragone è l'orgoglio di Vienna. In dettaglio, la riforma fiscale di Kurz prevede la riduzione della pressione fiscale di 6,5 miliardi di euro all'anno a partire dal 2020, ovvero l'1,5% del PIL. Dal 2022 poi l'alleggerimento dovrebbe raggiungere gli 8,3 miliardi di euro, un ammontare considerevole se si tiene conto che l'Austria conta meno di 9 milioni di abitanti, 7 volte meno della Francia. L'imposta sulle società sarà progressivamente portata dal 25 al 21% nel 2023 per rendere il paese più competitivo. Per finanziare questi impegni il governo di Kurz ha escluso di ricorrere al deficit. I conti pubblici sono tornati in equilibrio quest'anno. Vienna conta su una crescita di almeno l'1,5% all'anno. Il rallentamento congiunturale internazionale si è fatto sentire anche in Austria, che dopo la crescita del 2,7% nel 2018 prevede l'1,7% per quest'anno. E dall'Europa ritorniamo in Sud America e parliamo del Brasile, di cui abbiamo accennato nel nostro collegamento con l'onorevole Paolo Formentini. Bolsonaro arma 19 milioni di brasiliani. Jair Bolsonaro lo aveva promesso e lo ha fatto. Con un decreto ha liberalizzato la più grande vendita di armi a oltre 19 milioni di brasiliani. Smantellando lo statuto sul disarmo approvato nel 2003 dall'ex presidente Lula da Silva. Apparsa mercoledì sulla Gazzetta Ufficiale brasiliana, la nuova norma estende a diverse categorie professionali il diritto ad acquistare, detenere e trasportare un numero illimitato di armi e munizioni per difesa personale. Prima, tale diritto era riservato solo agli agenti di polizia, gli addetti alla sicurezza e altri professionisti impegnati in attività rischiose. Questo dal Sud America. E tornando ancora in Europa, facendo ping pong di qua e di là dall'Atlantico, anche Parigi ha il suo caso Altaforte. La sua inaugurazione ha provocato scandalo, forse tanto quanto lo stand di Altaforte al Salone del Libro di Torino. L'apertura della Nouvelle Librairie nel cuore del quartiere latino di Parigi un anno e mezzo fa è stata considerata da molti intellettuali di sinistra come un affronto. La libreria vuole infatti essere un punto di riferimento culturale per la destra francese. Il responsabile, François Bousquet, è anche il direttore della rivista Le Monde, che ospita molti pensatori della nuova ala reazionaria e sovranista francese. Martedì sera la vetrina della Nouvelle Librairie è stata distrutta di nuovo. È l'ennesimo attacco di questo mese. A metà febbraio dei gilet gialli, che si definivano antifascisti, avevano distrutto in parte il locale. E viva la democrazia! Torniamo in Cina, quindi attraversiamo tutto il continente eurasiatico per parlare delle moschee rase al suolo nello Xinjiang. Una dopo l'altra la Cina sta demolendo le moschee in cui pregavano i musulmani dello Xinjiang, l'ennesimo perverso capitolo della lotta contro l'estremismo lanciata da Pechino nella sua provincia autonoma, è diventata una vera e propria campagna di rieducazione forzata. È stato denunciato dal Guardian recentemente. Attraverso le immagini satellitari di 91 siti religiosi, l'inchiesta mostra che tra il 2016 e il 2018 31 moschee e 2 templi hanno subito significativi danni strutturali. La maggior parte di questi sono stati completamente rasi al suolo, un altro pianeta. Abbiamo parlato prima del botto di Nigel Farage alle elezioni europee con il suo partito pro-Brexit, il Brexit Party, e leggiamo ora di accuse di antisemitismo contro Nigel Farage, perché ovvio, non può che essere antisemita uno che vince le elezioni. L'ex leader dell'UKIP ha abbandonato il suo vecchio partito per fondarne uno nuovo, il Brexit Party, sostenendo che l'UKIP ha imboccato una pericolosa deriva di estrema destra. Ma un'inchiesta del Guardian rileva che Farage è apparso più volte su Infowars, un sito di estrema destra americano che diffonde teorie della cospirazione criticate dai leader della comunità ebraica, perché sostengono che gli ebrei manovrano dietro le quinte per formare un nuovo governo mondiale. Quindi capite bene, Farage abbandona il suo partito perché è diventato troppo di destra, ne fa un altro che si chiama Brexit Party, si prepara a stravincere alle elezioni europee, un sito americano che diffonde teorie della cospirazione
antisemite lo ha citato e quindi anche lui è un antisemita. È un sillogismo veramente, veramente perfetto, e dobbiamo ringraziare la fortuna di vivere in un mondo così, dove queste informazioni ci vengono messe a disposizione, altrimenti noi davvero da soli con le nostre piccole menti non riusciremmo mai a giungere a queste straordinarie conclusioni. Dal Regno Unito andiamo in Francia nuovamente, a Parigi, vicino a Grenoble, una scuola elementare musulmana è stata chiusa perché sospettata di crescere piccoli salafiti. Il ministro dell'istruzione ha deciso di chiudere una scuola privata dopo 2 ispezioni del Ministero che hanno evidenziato dubbi sulla pedagogia e sul programma. Il direttore della scuola sosteneva che il Corano era la priorità dell'insegnamento subito dopo l'alfabeto, ma solo perché l'alfabeto serve per leggere il Corano, se no era il contrario. I circa 50 bambini iscritti saranno trasferiti in una scuola pubblica di Grenoble, ma molti genitori minacciano di farli studiare a casa. Questa è l'Europa, questa è la Francia, attenzione. Chiudiamo questo nostro appuntamento su RPL, la voce delle libertà, di approfondimento delle notizie del mondo, con un sondaggio che riguarda l'Italia. Il 59% degli italiani è contro l'Europa, il 66% è a favore dell'euro. Secondo un sondaggio Winpool, il 66% degli italiani è a favore dell'euro, il 62% degli elettori leghisti invece dice di no alla moneta unica, mentre per i 5 Stelle il 53% è a favore dell'euro. Agli intervistati sono state fatte 2 domande. La prima riguarda il giudizio sui benefici legati all'appartenenza all'Unione. La maggioranza, per la precisione il 59%, ritiene che il bilancio per l'Italia sia poco o per nulla positivo. Sono finiti i tempi in cui agli italiani piaceva tanto l'Europa. Nel caso degli elettori della Lega e del Movimento 5 Stelle si arriva rispettivamente all'88 e al 74% di giudizi negativi. Completamente diversa invece l'opinione degli elettori del PD e di Forza Italia. Per l'85% dei primi e il 65% dei secondi il bilancio complessivo dell'Europa è tutto sommato positivo. Alla domanda se l'Italia dovrebbe uscire dall'euro per tornare alla lira, il 66% degli intervistanti risponde di voler restare nell'unione monetaria. La percentuale sale addirittura al 98% nel caso degli elettori del PD. Ora, il tempo a nostra disposizione anche questa settimana è terminato. Io ringrazio tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori per avermi onorato della pazienza di ascoltarmi per quest'oretta in vostra compagnia. L'appuntamento, come sempre, per il filo diretto con il mondo è a settimana prossima, mercoledì da mezzogiorno all'1. Grazie e buona continuazione. Avete ascoltato Filo Diretto,